È venerdì 9 maggio, buongiorno Sicilia da Angelo Gagliano. Ed Emanuela Corsi, buongiorno. Fra poco da Emanuela con i quotidiani, intanto quelli regionali, poi vedremo anche quelli nazionali. Cominciamo con il rivedere le immagini dell'annuncio del nuovo Papa e nelle prime parole proprio di Papa Leone XIV. Habemus Papam. Eminentissimum, ac reverendissimum Dominum, Dominum Robertum Franciscum, Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalem Prevost, qui sibi nomen imposuit Leonem XIV. La pace sia con tutti voi. Fratelli, sorelle carissimi, questo è il primo saluto del Cristo risorto, il buon pastore che ha dato la vita per il gregge di Dio. Anch'io vorrei che questo saluto di pace entrasse nel vostro cuore, raggiungesse le vostre famiglie, a tutte le persone, ovunque siano, a tutti i popoli, a tutta la terra. La pace sia con voi. Ho sentito anche le prime parole di Leone XIV, allora andiamo ai quotidiani, anche quelli regionali hanno un'apertura praticamente monotematica. E beh, tutto il mondo naturalmente oggi parla del nuovo Papa, Leone XIV, abbiamo visto queste immagini appunto di ieri emozionanti con l'annuncio del cardinale protodiacono e poi naturalmente il nuovo Papa che si presenta alla folla di Piazza San Pietro. Vediamo le aperture di oggi, Angelo. Per quanto riguarda la rassegna stampa regionale, la Sicilia sceglie questo titolo: Cuor di Leone, l'imprevisto del conclave, l'americano Prevost eletto Papa al quarto scrutinio, Bergogliano moderato ha scompaginato i pronostici. Bene, in effetti non se lo aspettava nessuno. Era un nome che spesso vedevamo però, ma c'eravamo tutti concentrati su un italiano. Effettivamente c'è stata un po' questa attesa, anche un po', eravamo convinti che sarebbe stato italiano il prossimo appunto Papa, pensavamo a Parolin. La gioia dei fedeli in piazza, gli auguri dei leader, il ricordo poi della sua visita a Siracusa, perché lui lo scorso settembre era stato a Siracusa per la Madonna delle Lacrime. Vedremo tra pochissimo. Vediamo il giornale di Sicilia che scrive semplicemente Papa Leone XIV e qui appunto il Papa che si affaccia davanti a tutti i fedeli riuniti in Piazza San Pietro, un americano a Roma a parlare di pace. Il primo pontefice statunitense della storia ha scelto di salutare la folla riunita a San Pietro lanciando un appello per un mondo senza tregue. Aiutateci a costruire ponti con il dialogo. E poi Trump, vedremo meglio le reazioni, non vedo l'ora di incontrarlo. Naturalmente Trump ha accolto con gioia questa notizia appunto di un Papa americano. Habemus Papam, scrive la Gazzetta del Sud, Leone XIV, eletto Robert Francis Prevost, 69 anni, agostiniano, la fumata bianca la quarta vocazione, la prima preghiera ricordando Francesco è per la pace, il male non prevarrà, costruiamo ponti e concede l'indulgenza plenaria a tutti. E poi vediamo Repubblica Palermo, la Chiesa siciliana accoglie Leone, il miglior erede di Bergoglio. Il applauso dei vescovi dell'isola al nuovo Papa, l'arcivescovo di Palermo Lorefice dice lo aspettiamo con gioia e speranza.
E poi l'ultima visita appunto qui in Sicilia al santuario di Siracusa, porto alla Madonna il saluto di un prete viaggiatore, queste le sue parole. Andiamo a vedere all'interno quindi la chiesa siciliana che plaude a questo nuovo Papa, dicendo: nel solco di Francesco, Prevost ha convinto i vescovi per la scelta del nome e le prime parole. Ha parlato di pace, uno degli ideali cardine del suo predecessore. E poi gli agostiniani di Palermo in festa per il loro confratello. A maggio del 2006 fu ospite a Santa Maria la Reale alla Rocca, una persona semplice votata al dialogo. Tra poco vedremo anche il profilo di questo nuovo Papa, quello che raccontano oggi i giornali. E poi il viaggio a Siracusa lo scorso anno, vado a trovare la Madonna, vediamo qui appunto la foto, quando l'allora cardinale Prevost era nella sua visita appunto a Siracusa. Il nuovo pontefice a settembre aveva portato il saluto di Bergoglio, adesso lo aspettiamo per una nuova visita, quindi anche la Sicilia festeggia ed esulta per questo nuovo Papa, un po' imprevisto però che insomma piace tanto. Grazie Emanuela. Adesso vediamo gli altri fatti, le notizie dalla nostra regione, le agghiaccianti parole intanto di Samuel Acquisto durante la strage di Monreale: prendi la pistola e sparagli di sopra. Questo era l'invito che rivolgeva all'amico Salvatore Calvaruso, e intanto allo Zen regnano silenzio e ostilità nei confronti delle forze dell'ordine ma anche della stampa. Marco Gullà. Piglia o ferro, sparaci in capo. Sono queste alcune delle frasi che, secondo due diversi testimoni, Samuel Acquisto avrebbe urlato la notte della strage di Monreale per incitare l'amico Salvatore Calvaruso a far fuoco. Prendi la pistola, sparagli addosso. Parole gridate mentre la piazza era affollata in attesa della festa del Santissimo Crocifisso. Acquisto ha ribadito di non essere stato presente durante la sparatoria, ma ad inchiodarlo, oltre alle testimonianze, ci sono le immagini delle telecamere di videosorveglianza e i tabulati telefonici. Un altro dettaglio inquietante è che alcuni membri del branco arrivato dallo Zen avrebbero mostrato i muscoli in segno di vittoria, con i ragazzi a terra, ricoperti di sangue. Intanto nel quartiere continua a regnare il silenzio e soprattutto ostilità nei confronti di forze dell'ordine e stampa. Qualche giorno fa minacciato di morte questo giornalista di Rai 2. Sgommato e a tutta velocità ci ha puntati davanti anche alla presenza dei carabinieri, passandoci a fianco e evitandoci solamente all'ultimo. Io mi sono ovviamente scansato, l'uomo ha abbassato il finestrino e ha riferito delle parole chiaramente intimidatorie che sul momento non ho capito. Le ha comprese però il mio operatore, che mi ha riferito, avesse detto in dialetto: se non ti levi ti ammazzo. Minacce arrivate anche alla famiglia di Salvatore Calvaruso. Madre, padre e sorella del killer dello Zen hanno lasciato il quartiere. Emanuela, riprendiamo la cronaca siciliana, riprendiamo da una strage che ancora riserverà, ne siamo certi, altri sviluppi. Sì, mentre le indagini vanno avanti, però ci sono anche le parole del procuratore di Palermo, De Lucia, vediamo su Repubblica Palermo, che dice: troppe armi in città. De Lucia lancia l'allarme agli studenti dei licei. L'invito del procuratore ad approfondire le storie di quei due ragazzi dello Zen arrestati per la strage che appunto ha causato 3 vittime. Quindi una riflessione naturalmente su questi episodi di violenza, dicevamo nei giorni scorsi, che vedono sempre più spesso come protagonisti dei ragazzini che escono armati e che poi arrivano a commettere insomma dei gesti estremi come in questo caso. Tra l'altro 2 ragazzi insospettabili, soprattutto Salvo Calvaruso, un ragazzino così che all'apparenza, ieri c'era un interessante articolo che abbiamo visto di Saviano sul Corriere, proprio faceva un ritratto di questi 2 ragazzi, 2 ragazzini che se li incontri per la strada sostanzialmente non ti incutono paura, però che poi alla fine riescono a tirare fuori il peggio dell'essere umano. Eccoli qua, arrestati appunto per la strage di Monreale. Sì, grazie Emanuela. Adesso voltiamo pagina.
Parliamo di termovalorizzatori perché è stato pubblicato il bando per la gara, la progettazione di fattibilità da realizzare una a Bellolampo e poi un'altra nell'area industriale di Catania. Andiamo avanti con decisione, queste sono le parole del governatore Schifani. È stata pubblicata la gara per la progettazione di fattibilità tecnico-economica dei 2 termovalorizzatori da realizzare a Palermo e Catania, secondo quanto previsto dalla convenzione che la Regione ha stipulato scorso gennaio con Invitalia per la gestione di tutta la procedura di gara per la realizzazione degli impianti a Bellolampo e nell'area industriale di Catania, siti già individuati dal piano regionale dei rifiuti. Ad annunciarlo è stato il presidente della Regione Renato Schifani, che è commissario straordinario per il completamento della rete impiantistica integrata per la gestione dei rifiuti. L'avviso è pubblicato sulla piattaforma digitale InGate e sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea e prevede l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura relativi alla progettazione di fattibilità tecnica e economica, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, la redazione della relazione geologica e del piano economico finanziario di massima. L'importo dell'appalto per la progettazione ammonta a quasi 22 milioni di euro. Le risorse complessivamente destinate alla realizzazione dei 2 impianti provengono dall'accordo per la coesione stipulato a maggio 2024 tra il presidente Schifani e il presidente del Consiglio dei Ministri Meloni e ammontano a 800 milioni di euro. Per il presidente Schifani è un altro passo avanti verso l'addio alle discariche ed evitare la costosa spedizione di rifiuti all'estero. Andiamo avanti con decisione. Le sue parole. Il termine per la presentazione delle richieste di chiarimento è fissato al 2 giugno, quello di ricezione delle offerte alle 15 del 9 giugno, mentre l'apertura delle offerte avverrà alle 15:30 dello stesso giorno. Pare di capire che la Regione su questo, su questa strada intenda fare prima possibile. Sì, termovalorizzatori, vediamo sulla Gazzetta del Sud, primo passo, Schifani parla di una svolta epocale, è un po' un cavallo di battaglia del governo Schifani, questa appunto dei 2 termovalorizzatori. Invitalia pubblica la gara per la progettazione di fattibilità tecnico-economica dei 2 impianti che costeranno 800 milioni e che verranno realizzati appunto a Palermo e a Catania. Ma poi c'è il fronte ambientalista che invece dice no, impostazione unilaterale frutto di una scelta anacronistica per la gestione dei rifiuti. La reazione delle declinazioni siciliane di WWF, Legambiente, Zero Waste e Federconsumatori, che in una nota congiunta esprimono forte preoccupazione e disappunto per un'impostazione che prosegue appunto in maniera unilaterale e priva di qualsiasi confronto con le comunità locali, il mondo scientifico e le realtà ambientaliste, insomma, parlano di una scelta anacronistica fondata su una visione superata della gestione dei rifiuti. Andiamo a vedere anche la Sicilia di oggi. Inceneritori adesso si fa sul serio. Invitalia ha pubblicato appunto il bando per la progettazione, vale fino a 44 milioni. Schifani, obiettivo epocale, ma anche qui vediamo 5 Stelle e ambientalisti insorgono parlando di un salto nel passato. In questa foto vediamo l'inceneritore di Palermo nascerà a Bellolampo, come abbiamo sentito, quello di Catania invece in un'area della zona industriale. Adesso torniamo a occuparci invece delle denunce del medico Francesco Caronia, medico dell'ospedale civico di Palermo, 2 diverse inchieste amministrative, una della regione siciliana e un'altra dell'ordine dei medici, proprio su quanto raccontato pubblicamente dal medico sulla grave gestione di un intero reparto dell'ospedale palermitano. Caronia, fra le altre cose, è già stato ricevuto dall'assessore alla sanità Faraoni. Approda alla Regione il nuovo caso di malasanità denunciato da un medico dell'ospedale civico che ha raccontato pubblicamente di interventi non necessari, cartelle cliniche alterate, liste d'attesa bypassate e tanto altro, fino ad arrivare alla morte di una paziente a causa di una operazione che secondo il sanitario non si sarebbe dovuta eseguire affatto. Le vicende denunciate sono talmente gravi che il presidente della Regione Renato Schifani intende andare a fondo su quanto accaduto. Ieri il dottor Francesco Caronia, che dopo una prima denuncia anonima ha deciso di metterci la faccia, è stato ricevuto dall'assessore regionale alla salute Daniela Faraoni, che conferma come già si sia all'opera per una indagine interna, ma invita a non criminalizzare un intero ospedale.
il fenomeno che può essere accaduto in una circostanza seppur gravissimo e la cui gravità va accertata, e sicuramente è il nostro impegno a doverla accettare nel più breve tempo possibile, siamo già all'opera. Non deve essere comunque, non deve scalfire comunque quella che è la valutazione di una struttura ospedaliera vocata alle più alte complessità che possono rappresentarsi per tutta la regione e alla quale si rivolgono tutti i cittadini di questa nostra regione che hanno purtroppo situazioni complesse da risolvere. Il dottor Caronia sarà convocato anche in audizione presso l'Ordine dei Medici, che aprirà una sua indagine interna, mentre ancora nulla si sa dell'eventuale fascicolo d'inchiesta aperto in procura. E allora, un'altra brutta pagina per la sanità. Sì, un'altra tegola che si abbatte sulla sanità regionale, vediamo sulla Sicilia. Civico, 277 cartelle false. Malasanità, non ci sono dubbi, di solito parliamo di presunta malasanità, ma in questi casi è veramente difficile mantenersi prudenti. Finalmente la Regione interviene sulle denunce del medico raccolte da Lavardera, commissione d'inchiesta, ma c'è esposto ai PM. Il Codacons ha presentato un esposto in procura di Palermo. Ad occuparsi della vicenda sarà probabilmente anche il Parlamento regionale. Chiederò al Presidente della Commissione Salute di audire in separata sede il medico Caronia, il primario di chirurgia toracica, appunto Librizzi, annuncia il capogruppo dei 5 Stelle all'Ars Antonio De Luca. E poi andiamo a vedere su Repubblica. Operazioni per avere rimborsi, ora al Civico scatta la psicosi, mail di pazienti spaventati dopo la denuncia di Caronia, questi gli effetti sulla chirurgia toracica. Schifani annuncia una commissione di indagine, stangata da 1 milione al Policlinico per una donna intanto morta nel 2018, violate le regole di base. E adesso siamo a Catania, è stato inaugurato il Parco Famà, una svolta sostenibile nel centro della città con oltre 315 posti auto e 12 stalli per gli autobus. Una moderna area verde con 150 alberi e 5.000 cespugli, un parcheggio scambiatore, giochi e attrezzature per il fitness, una zona di sgambamento per cani. Si è fatto attendere, ma ora è in realtà il parco intitolato al penalista Serafino Famà, vittima della mafia. Ad inaugurarlo, con tanto di tricolore nella sbarra d'ingresso, l'assessore Sergio Parisi. Non è un semplice parcheggio, è un'area importante, tra l'altro dedicata all'avvocato Famà, un'opera importante realizzata grazie anche al lavoro della direzione dei lavori pubblici con in testa l'ingegnere Finocchiaro, un'area che certamente darà la possibilità ai nostri cittadini di lasciare qui l'auto, prendere a pochi passi la metropolitana o comunque il servizio del bus. Il parcheggio, gratuito fino al 31 maggio, dispone di 315 stalli auto e 12 per bus e sarà gestito, così come tutta l'area, da AMTS. Per noi dal punto di vista strategico, operativo e quindi della mobilità è importante, sia sotto il profilo della TPL, quindi con le varie linee che saranno nuovamente allocate all'interno del parcheggio, nonché col parcheggio delle strisce blu. Parco meraviglioso, è un coro unanime quello dei presenti. Ora però bisognerà passare allo step successivo, forse quello più difficile, ovvero conservarlo in tutto il suo splendore. È bella veramente, speriamo che duri. È veramente meravigliosa e così via, però a 2 passi da qua abbiamo il largo Bordiera abbandonato da anni. Sono stati installati anche un impianto di illuminazione ad energia solare, un sistema automatizzato per il controllo degli accessi e ben 75 telecamere. Allora, siamo su Catania adesso, Emanuela. Sì, vediamo sulla Sicilia appunto questa pagina dove si parla di questa inaugurazione, verde, giochi e parking, che bello, Viale Raffaello Sanzio, inaugurato ieri mattina appunto il parco dedicato all'avvocato Serafino Famà. L'assessore Parisi ha detto a costo zero per il comune, qui si potranno lasciare le auto per prendere bus o metro nel servizio, appunto però si lasciava intendere, speriamo
speriamo che venga tutto mantenuto naturalmente in ordine e che venga mantenuto anche il decoro. A proposito di decoro, di pulizia, c'è questa notizia sempre sulla stessa pagina che riguarda Catania. Rifiuti. In aprile la Polizia Municipale ha sanzionato 433 sporcaccioni. Il mese di aprile ha visto un'intensa attività da parte della sezione ambientale della Polizia Municipale, quotidianamente impegnata nella repressione dei reati ambientali e amministrativi attraverso controlli mirati sul territorio. Quindi insomma i controlli funzionano e purtroppo vengono anche beccate tante, troppe persone che poi si rivelano incivili. Grazie Emanuela, fra poco torniamo da te con i quotidiani nazionali. Intanto adesso la Polizia Stradale, il compartimento Sicilia Orientale, vedo già collegato con noi l'ispettore Corrado Paolo Sipala. Buongiorno e ben trovato. Eccolo, lo vediamo subito, siamo collegati, non la sentiamo, adesso la sentiamo fra un attimo. Non riusciamo a sentirlo, vediamo un attimo di perfezionare il collegamento se riusciamo ad avere anche l'audio. In attesa, mi date per piacere intanto via Vincenzo Giuffrida Catania, parliamo ancora di viabilità, se riusciamo a vedere qual è la situazione. Eccola qui, la vedete anche sui vostri teleschermi, situazione complicata, difficile, stamattina c'è molto traffico, intenso davvero il traffico veicolare sulla arteria importantissima sia in ingresso che in uscita per quanto riguarda la città di Catania, e adesso cerchiamo di capire qual è la situazione invece sul resto della Sicilia. Magari lo vediamo tra un paio di minuti, facciamo una breve sosta pubblicitaria e dopo andremo di nuovo alla Polizia Stradale. Ci fermiamo un attimo. E allora torniamo ai quotidiani, ai quelli nazionali con Emanuela Corsi. Si parla naturalmente del nuovo Papa, oggi tantissime pagine dedicate a Leone XIV, eletto ieri, che si è presentato appunto al mondo. E allora partiamo da Repubblica che scrive: il Papa americano, fumata bianca ieri alle 18:08, al quarto voto Robert Prevost diventa Leone XIV, per 10 volte pronuncia la parola pace, costruire ponti nel segno di Francesco. E poi il ritratto: chi è appunto Robert Prevost, da Chicago a Roma, agostiniano di 69 anni, sui social aveva criticato Trump e Vance. Andiamo a vedere un po' i quotidiani all'inizio, qualche approfondimento. Allora vediamo all'interno, pagina 2, l'elezione, accordo al secondo giorno, Prevost è Leone XIV, l'omaggio al suo predecessore, più volte lui è citato Papa Francesco, e poi il messaggio: il male non prevarrà. Una elezione veloce, possiamo dire quasi lampo. Al quarto scrutinio, appunto al secondo giorno di conclave, è stato eletto, tutti i cardinali sono riusciti a convergere su questo nome. Ma invece gli altri papi, quanto ci è voluto per eleggerli? Anche oggi i quotidiani scrivono, appunto citano diversi papi della storia. Per esempio per Pio XI ci vollero 5 giorni e 14 scrutini, per Giovanni XXIII 4 giorni e 11 scrutini, mentre invece elezioni più brevi sono a quelle recenti. Per esempio per Benedetto XVI in 2 giorni venne eletto Papa, lo stesso per Papa Bergoglio, Papa Francesco, 2 giorni con 5 scrutini però, e adesso invece per Leone XIV appunto 2 giorni con 4 scrutini. Nella prima apparizione di un pontefice si scruta il lato umano cercando segni premonitori del suo disegno. Di Wojtyla è rimasta la possanza con cui si appoggiò al balcone, di Bergoglio l'empatia. Ricordiamo Bergoglio quando si presentò al balcone, disse buonasera, cioè, fu anche un momento simpatico, come del resto fu anche lui come pontefice. Di Prevost probabilmente resterà la commozione malcelata. Ieri era molto emozionato il Papa, sembrava quasi che avesse il magone, e in tanti hanno notato anche il fatto
che leggeva il suo discorso, probabilmente proprio per non essere tradito da questa grande emozione che comunque trapelava. Lo vediamo qui appunto mentre recita il suo discorso, dice: questa è la pace del Cristo risorto, una pace disarmata e una pace disarmante. Queste due frasi sono state riportate oggi da quasi tutti i quotidiani. Umile e perseverante, conserviamo nelle nostre orecchie quella voce debole ma coraggiosa di Papa Francesco che benediva Roma, e appunto il discorso: la pace disarmata e disarmante, costruiamo ponti. Queste le sue prime parole. E poi i gesti, la sua mimica, come si è mosso davanti ai fedeli, mani sul cuore, emozione negli occhi e l'abbraccio alla folla. Vediamo appunto in questi scatti alcuni momenti dove trapela comunque questa grande emozione. Lo vediamo qui veramente visibilmente commosso. Le telecamere inquadrano anche un tic che dalla narice destra arriva alla guancia, ecco, questo proprio per non farsi mancare nulla ieri. E poi la piazza, uno smarrimento iniziale quando è stato annunciato il nuovo Papa, forse perché c'era anche questa grande convinzione, soprattutto per noi italiani, che il prossimo Papa potesse essere appunto un Papa italiano. Si faceva sempre più insistente il nome di Parolin, invece questo nome ha un po' spiazzato tutti, quindi lo smarrimento e poi la festa dei 150.000 che dicono sarà un nuovo Francesco. Sarà un nuovo Francesco, non lo sappiamo, però sicuramente qualcosa di diverso è stato notato rispetto a Francesco, cioè l'abito con cui si è presentato. Ricordiamo, Papa Francesco ne ha fatto un po' anche una missione, quella della semplicità. Lui si è sempre mostrato in maniera molto semplice nelle sue vesti anche. Invece lui ha voluto mantenere tutti i simboli della tradizione papale, quindi mozzetta rossa e stola ricamata in oro, il ritorno alla tradizione con l'anello papale, con lo zucchetto, la papalina, la mozzetta appunto, che non era stata indossata da Papa Francesco, si era presentato tutto in bianco, la talare, la stola, la fascia con i simboli, ecco. E qui invece vediamo la differenza con la scelta di Papa Francesco, che appunto era vestito tutto di bianco senza tutti questi elementi appunto che fanno parte comunque della tradizione delle vesti del Papa. E andiamo a vedere anche gli altri giornali. Questo era il Corriere. Andiamo a vedere anche siamo sempre sul Corriere, un ritratto. Intanto è un missionario agostiniano appassionato di tennis, riservato, mite ma deciso. Lo vediamo qui anche da giovane, qua una stretta di mano con Papa Wojtyla. E poi eccolo qui ancora il ritratto mentre prepara la tesi di dottorato tra l'85 e l'86, viene mandato nella missione di Chulucanas, da cui comincia la sua lunga esperienza in Perù. Infatti lui ieri ha fatto anche un discorso, dopo aver parlato naturalmente in un italiano perfetto, ha parlato anche in spagnolo, dove lui è molto legato al Perù, dove è stato per tanto tempo missionario. E poi dicevamo invece il Parolin, uno dei super favoriti, il passo indietro del cardinale italiano e l'appoggio dei tradizionalisti. Ha voluto accanto a sé il segretario di Stato per dare un segnale forte alla curia. Qua siamo invece su Repubblica. Andiamo a vedere le reazioni. Allora, Papa americano, il primo Papa americano della storia, Trump che esulta e dice è un grande onore, solo che Prevost criticò lui e Vance, quindi insomma forse non sappiamo quali saranno i rapporti tra Trump e il nuovo Papa. Di certo non è stato tenero rispetto alla politica sua e del suo vice. E ancora vediamo invece dal mondo le reazioni da Macron a Zelensky, il saluto dei leader. Starmer, il premier britannico, parla di nuovo capitolo. Putin sottolinea i valori condivisi. Netanyahu, la speranza, quindi anche le parole di Netanyahu. Mentre invece per quanto riguarda
le reazioni in Italia. Mattarella parla di faro sui più deboli, Meloni sarà guida per gli italiani. Apprezzamento bipartisan per i richiami alla pace, è stato proprio la sua prima parola, la sua prima frase, la pace. Auguri da Schlein, Conte e Renzi. Poi magari nella seconda parte vedremo anche come titolano oggi tutti i quotidiani. Vedremo di poter approfondire ancora. Nel frattempo, prima di andare dalla Polstrada, vi do una notizia di cronaca. Un 49enne è stato ucciso nel Siracusano. Secondo questa ricostruzione primissima, l'uomo è un pastore, è stato freddato con alcuni colpi di pistola mentre si trovava sulla strada provinciale Lentini-Scordia. Nel territorio di Lentini i killer avrebbero atteso la vittima lungo la provinciale nei pressi di un ponte chiuso al traffico ed avrebbero esploso diversi colpi di arma a distanza ravvicinato. Stanno indagando adesso diciamo, gli agenti del commissariato di polizia di Lentini e della squadra mobile di Siracusa. Il cadavere è stato invece portato all'ospedale Canizzaro di Catania, l'agguato nel pomeriggio, tardo pomeriggio di ieri. Adesso invece siamo pronti per collegarci con la Polstrada e avere le notizie sulla viabilità nella nostra regione, nella parte orientale della nostra regione. Do ancora il benvenuto e il buongiorno all'ispettore Corrado Paolo Sipala. Buongiorno. Buongiorno a lei direttore, buongiorno a tutti i telespettatori dal compartimento Polizia Stradale Sicilia Orientale, nel caso specifico appunto dalla sezione di Siracusa. Allora, la situazione della viabilità sulle strade principali non ci segnala grandi criticità. Diciamo che si registrano sempre i consueti rallentamenti sulla tangenziale in direzione verso Siracusa, eppure sulla 18 di Ramazione dallo svincolo di San Gregorio verso Catania Centro, il traffico appunto dovuto all'orario di punta. Per quanto riguarda la rete autostradale non abbiamo nessuna criticità sulla A20, quindi sulla Messina-Palermo, né tantomeno sulla 18, sulla Messina-Catania. Sulla 19 registriamo sempre la consueta chiusura della rampa di immissione dello svincolo di Caltanissetta per i veicoli che da Palermo si muovono in direzione verso Catania. Sull'autostrada Catania-Siracusa Modica abbiamo sempre il divieto di transito ai mezzi pesanti con massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate. Quindi c'è l'inibizione al transito sul tratto Cassibile Avola. Segnaliamo ancora per quanto riguarda le strade statali sulla 121, quindi sulla Catania-Paternò, i consueti rallentamenti sul tratto tra Piano Tavola e Mister Bianco. Per quanto riguarda la 192 Valle del Dittaino abbiamo sempre i lavori di rifacimento della parte superficiale del Ponte di Dittaino, per cui c'è l'inibizione al transito agli utenti su questo tratto appunto causato dal cantiere stradale, per cui viene consigliato di uscire allo svincolo di Agire e rientrare a Catena Nuova e viceversa nei veicoli che si muovono in direzione opposta. Sulla strada statale 114, quindi dallo svincolo di Augusta in direzione sud e viceversa fino appunto al svincolo di Siracusa Sud, segnaliamo dei lavori in corso dovuti al riposizionamento dei New Jersey e quindi appunto ci possono essere delle criticità, dei rallentamenti. Concludiamo con la solita raccomandazione sulla prudenza. Oggi vogliamo attenzionare i telespettatori su un concetto fondamentale per la sicurezza stradale, che è quello della precedenza. La precedenza che determina chi ha diritto di passaggio in un incrocio, in una situazione, al fine appunto di evitare la collisione tra due veicoli. La regola generale è sempre quella di dare la precedenza a chi proviene da destra, a meno che non sia diversamente segnalato.
Quale potrebbe essere una segnalazione diversa? Ci viene suggerito dalla cartellonistica, quindi dai segnali stradali, dagli incroci regolati dal semaforo, dalle rotatorie. In questo caso quindi occorre dare la precedenza ai veicoli che sono già in transito all'interno della rotatoria. Ben importante dare la precedenza, sarebbe buona norma dare la precedenza ai pedoni che attraversano la strada, soprattutto in corrispondenza degli attraversamenti pedonali. Cosa dire? La precedenza è un gesto di rispetto e allora rispettiamola. Grazie. Grazie a lei direttore e grazie a tutti i telespettatori per l'attenzione. Grazie, una buona giornata e buon lavoro. Con noi l'ispettore Corrado Paolo Sipala da Siracusa, Polstrada, compartimento Sicilia orientale. Con le notizie ci ritroviamo lunedì, intanto chiaramente della viabilità, intanto noi guardiamo le previsioni meteo e poi subito dopo il primo ospite parleremo, ve lo annuncio subito, del nuovo Papa. Lo faremo con Don Salvatore Bucolo. Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di venerdì contesto molto variabile sull'Italia con fenomeni a carattere sparso che interesseranno principalmente le zone montuose ma anche il sud con dei sconfinamenti verso le zone costiere. Dunque sulla Sicilia una zona di bassa pressione sarà responsabile di molta variabilità con fenomeni a carattere sparso. Il contesto poi sarà più asciutto in serata con cielo parzialmente nuvoloso. Temperature massime diurne che in generale resteranno miti, valori con punte localmente fino ai 25-26 gradi. E per quanto riguarda la giornata di sabato, la pressione atmosferica tornerà ad aumentare su tutta l'isola. Una giornata dunque stabile, nel complesso assolata, con al più di tanto in tanto il passaggio di lievi velature. Temperature massime che non subiranno particolari variazioni. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo. Ma quando cucini tu con me, Desiree, l'assaggio è l'immenso per me. Tutti i giorni su Antenna Sicilia. E allora parliamo anche noi del nuovo Papa di Leone XIV. Buongiorno a Don Salvatore Bucolo. Buongiorno. Conoscete, un volto anche noto, considerato che è con noi tutte le settimane assieme ad Adelaide Barbagallo con Parliamone. Stamattina cerchiamo di capire e scoprire qualcosa in più del nuovo Papa, perché ha colto un po' tutti di sorpresa questa elezione. E questo per me è un segno straordinario perché, a mio modesto modo di vedere, afferma che la Chiesa è una realtà divina, umana senz'altro fatta di uomini, ma divina perché viene scelto colui che magari personalmente neppure io conoscevo. Lo stesso è stato per Papa Francesco, quindi questa sorpresa è una frase che utilizzava molto Papa Francesco: Dio sorprende sempre. Ecco, posso dire, Dio ci ha sorpreso con questa elezione di questo nuovo Papa. Il nome, Leone XIV. Anche questa è una sorpresa. Allora, Leone XIV si riferisce sia al grande Papa Leone Magno, siamo nel 460 e qualcosa, anche santo, un dottore, un Papa importante perché ha vissuto un momento di decadenza dell'impero romano, quindi c'era bisogno di un riferimento importante, un riferimento in cui il Papa lo è stato sia per l'Occidente che per l'Oriente, lavorando per una Chiesa unita, come anche l'altro Papa un po' più recente, Leone XIII, il quale è conosciuto per l'enciclica Rerum Novarum, è la prima enciclica sulla dottrina sociale. Per la prima volta, in modo così, possiamo dire, magisteriale, la Chiesa ha una parola importante da dire al mondo su come la società, lo Stato, gli operai, la proprietà privata devono seguire le giuste linee. Sì, volevo... cerchiamo di capire, perché è difficile adesso poter ipotizzare, certo. Ma la scelta di Leone XIV, quindi del cardinale Prévost,
È una scelta di continuità. I cardinali hanno voluto dare un segno di continuità rispetto al pontificato di Bergoglio, o altrimenti ci dobbiamo aspettare qualcosa di diverso? Allora, io credo che dal primo Papa San Pietro c'è una continuità nella novità, quindi alla fine è chiaro che la Chiesa continua ad essere Chiesa, col suo vicario, col successore di Pietro, ma è chiaro, ognuno porta la sua originalità, la sua personalità. Chiaramente ad oggi le uniche, possiamo dire, affermazioni, percezioni, le possiamo dire a partire dal saluto di ieri. Ecco, le uniche cose, possiamo dire tante cose, ma credo che il riferimento importante è quanto lui ha detto, e mi è molto piaciuto il saluto iniziale, che è stato quello: pace a tutti voi. Attenzione, non è solo un discorso pacifista, perché se la Chiesa non parla di pace, se la Chiesa non promuove la pace, chi la promuove? Ok. Per lui ha fatto una sottolineatura molto importante. Questo è il primo saluto che Cristo risorto ha dato ai suoi. Significa che per noi credenti, per noi cristiani, la pace non è un costrutto umano, non è un frutto di compromessi politici, sociali, che ci possono anche essere. La pace è l'incontro col risorto. Quindi in fondo la Chiesa, è chiaro, prende la posizione sulla pace, ma la prende a partire da un evento di fede che è Cristo risorto. E poi ha anche ripreso chiaramente le parole di Papa Francesco. Vorrei tornare un attimo, un passo indietro, Sì. perché al momento dell'annuncio Piazza San Pietro ha avuto come insomma, un attimo di attesa, e poi dopo c'è stata l'esplosione, perché forse eravamo un po' tutti convinti che sarebbe arrivato finalmente un Papa italiano. Esatto, è la stessa cosa che io provai a marzo nel 2013. Io casualmente mi trovavo a Piazza San Pietro, perché studiavo allora a Roma all'Agostinianum, e l'unico giorno in cui mi trovai a passare a Piazza San Pietro. Sapevo che a momenti c'era la fumata, non pensavo che c'era la fumata bianca, in quel momento ci fu la fumata bianca, mi aspettai lì e in quel momento non pensavo che sarebbe stato Bergoglio. Lo stesso ho visto anche ora, quindi per me il fatto che queste attese vengono in qualche modo superate, grandiosamente superate, io immagino molti di loro sentendo questo nome, Robert Francis Prevost, e chi è? E poi Leone XIV, e chi è? È chiaro lo stupore che ci può stare, ma io penso l'opera dello Spirito sorprende sempre. Questa è la sua caratteristica principale. Una curiosità, una particolarità che abbiamo appreso, diciamo, qualche ora fa, subito dopo, diciamo, la nomina. Papa Leone XIV è stato a Siracusa, lo è stato a Siracusa in occasione del 71esimo anniversario della lacrimazione. E adesso dovremmo vedere anche, credo alla regia, c'è anche una foto di quella presenza. In qualche modo, eccola qui, stiamo vedendo per l'appunto la foto, e un legame, un primo legame con la terra di Sicilia. È chiaro, per noi è un segno importante, sia perché il Santuario Madonna delle Lacrime ha un grande valore, sia perché averlo avuto in Sicilia, perché lui in questo momento si trova ad essere colui che dirige il dicastero per i vescovi, è quel dicastero che si occupa un po' del discernimento, dell'elezione dei vescovi. Quindi per me questo è un segno importante. E poi chiaramente una cosa è agostiniano. Cosa significa essere agostiniano? Allora, lui non è un prete diocesano come lo sono io, ma fa parte di un ordine religioso degli agostiniani, come sono i francescani, i domenicani. Significa che è intessuto di spiritualità agostiniana, tant'è vero che ha citato una frase che molti di noi forse conosciamo, magari non sappiamo che è di Sant'Agostino: con voi sono cristiano, per voi sono vescovo. Quindi significa che lui vivrà chiaramente la spiritualità agostiniana, e Sant'Agostino io lo chiamo il teologo del cuore, il teologo che parla col cuore al cuore della gente, ma l'abbiamo visto, almeno io ho notato la sua grande commozione. Ecco, io credo che il volto, il corpo
parla a volte molto più delle nostre parole. Quindi è un uomo intessuto nella concretezza e poi anche il fatto che ha vissuto tanti anni in Perù, quindi questo legame è statunitense, però è stato 20 anni missionario in Perù. Giustamente noi possiamo fare tutti i ragionamenti, sì, probabilmente la Chiesa in questo momento storico, possiamo dire di tutto, l'unica cosa è un uomo che pienamente ha vissuto la sua missione. Ieri sera, dopo insomma, tutto quello che è successo, l'elezione, il discorso, il ringraziamento ai vescovi, ai cardinali, chiedo scusa, alla fine è andato a Palazzo del Sant'Uffizio per ringraziare tutte le persone, perché lui viveva lì. E esatto. Quindi è come dire, qui ci vedrei un contatto con Papa Francesco. Eh sì, perché sì, contatto con Papa Francesco, e noi purtroppo il nostro grande problema, e lo capisco, vediamo il Papa come qualcuno di lontano, di istituzionale, dimenticando che è un uomo, ma a maggior ragione la Chiesa per sua natura è segno di un Dio che si è fatto carne e si è fatto uomo. Quindi questa dimensione della relazione umana, del contatto, del saluto, dell'abbraccio, dello stare accanto, che giustamente forse a noi un po' stupisce, no? Perché siamo tesi a vedere una Chiesa distaccata dall'umanità, distaccata dalle relazioni umane, in realtà è proprio di Cristo, quindi a mio giudizio lui continua quello che in fondo anche ha fatto Giovanni Paolo II e tanti altri papi, quello del contatto umano che diventa fondamentale. Allora, siamo quasi in chiusura, semplicemente per dire che il Papa adesso è atteso da tanti problemi, perché il mondo ha tanti problemi, la pace sicuramente, certo, ma ci sono anche altre questioni, diciamo in agenda, mettiamola così, per Leone XIV. E lui, dinanzi a questi problemi, il primo messaggio che ha voluto dare, riferendosi a Papa Francesco, ha proprio detto: Dio vi vuole bene, non abbiate paura, la luce di Cristo è più forte. Quindi questo messaggio è un messaggio di speranza, attenzione, ma per noi cristiani è un messaggio di certezza. Cioè la speranza per noi cristiani non è vediamo, chissà, noi la certezza che qualunque cosa succederà nella storia, nulla ci toglierà il sapere che Dio ama questo mondo e che in questo disordine ci sarà la sua azione. Ma io credo che già il fatto anche che ha scelto questo nome Papa Leone è uno che vuole vivere nella realtà, nel mondo, ma soprattutto un altro elemento, mi piace citare il suo stemma, che è in illo uno unum, che significa in colui che è uno siamo uno. Quindi sarà un Papa che chiaramente lavorerà per l'unità sia dentro la Chiesa ma sia anche nella realtà del mondo. Grazie per essere stato questa mattina con noi a Don Salvatore Bucolo, ci ha raccontato, insomma, per quello che possiamo, certo, il nuovo Papa. Lo conosceremo nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, mesi, anni, e speriamo insomma che possa centrare intanto uno degli obiettivi più immediati, che è quello della pace veramente. E là c'è tanto lavoro, c'è tanto da fare perché veramente ritorni un po' di serenità in questo mondo, esatto, che in questi giorni proprio vive, fra le altre cose, il riacutizzarsi di un altro conflitto. Ci sono tantissimi, come dire, ci sono tante zone dove si combatte, si continua a lottare, si continua a fare guerra, e invece ci vorrebbe un po' di serenità. Perché probabilmente, concludo, se la pace non entra dentro il cuore dell'uomo, che è la pace più difficile, tutto il resto diventa complesso, ma in questo lo sosteniamo con la nostra preghiera e cerchiamo tutti di fare la nostra parte, io come prete e tu come giornalista, a cercare di costruire la pace lì dove siamo. Grazie. Allora, Don Salvatore Bucolo, che è il direttore dell'ufficio diocesano per la pastorale della famiglia di Catania. Ci dobbiamo fermare, breve sosta e poi ancora insieme a Buongiorno Sicilia.
Eccoci insieme a Buongiorno Sicilia, un aggiornamento ancora dalle agenzie. Il corpo senza vita di un cittadino statunitense di 56 anni è stato trovato all'alba di oggi sulla via di accesso a Castelmola, borgo che sovrasta Taormina nel Messinese. Due le ipotesi in questo momento al vaglio degli investigatori dei Carabinieri: un incidente con l'uomo che sarebbe precipitato dalla zona sovrastante, oppure un gesto estremo. Vi daremo aggiornamenti chiaramente nel corso delle altre edizioni dei nostri telegiornali di oggi. Adesso parliamo di fisica, della notte della fisica. Buongiorno a Diana Carbone, buongiorno. E grazie anche a Luca Guardo, due dottori ricercatori, buongiorno. Della INFN. Vogliamo dire per esteso cos'è? Certo. È l'istituto? Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Oh, bene. La notte della fisica torna, perché sì, ne avevamo già parlato, ce l'avevamo già visti da oggi, diciamo da questo pomeriggio, scatta e si aprono le porte dell'istituto per un'occasione speciale, che è una sorta di, come dire, un incontro che mette insieme scienza, spettacolo, ma anche la partecipazione. Questo per aprire evidentemente le porte a chi probabilmente vede nella fisica una sorta di ostacolo, magari dice: ma mamma mia, uno ricorda qualcosa dalle scuole superiori quando c'era l'incubo dell'interrogazione di fisica. In realtà poi, insomma, la fisica è con noi ogni giorno. Cominciamo con Diana Carbone. Sì, noi... Scusi. Prego. Siamo infatti alla seconda edizione di questo evento che abbiamo chiamato l'NS Explora, è proprio allo scopo di avvicinare la cittadinanza ai nostri laboratori. Qui a Catania abbiamo un grosso centro di ricerca che sono i Laboratori Nazionali del Sud dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, e cerchiamo sempre di essere vicini appunto alla cittadinanza con questi eventi divulgativi, per far capire appunto alle persone che intanto abbiamo questo centro di eccellenza di ricerca in Sicilia. E siamo umani, siete umani, e siamo come tutti persone, noi. esatto, come tutte, e cerchiamo con appunto questi momenti di spettacolo, di giochi, di attività, sin dall'età più piccola agli adulti, di appunto avere questa, spiegare la nostra ricerca alla cittadinanza. Allora, dottore Guardo, il progetto su cui incentrerete la vostra attenzione, mi diceva prima, il KM3Net. Lo abbreviamo così, posso dire così, perché altrimenti ci perderemo praticamente nelle sigle. Sì, infatti il progetto KM3Net è uno dei progetti di punta dei Laboratori Nazionali del Sud. Si occupa di rivelare una particella, una delle più elusive e misteriose dell'universo, il neutrino. Per fare ciò abbiamo dovuto stiamo costruendo un rivelatore, un telescopio sottomarino al largo di Porto Po di Capopassero della dimensione di 1 chilometro cubo, da cui il nome KM3Net. Recentissimamente abbiamo rivelato, la collaborazione ha rivelato il neutrino più energetico mai rivelato dall'uomo, e quindi abbiamo deciso di dare questa notizia alla cittadinanza con l'apporto non solo della nostra collega Carla Di Stefano, ma anche di un divulgatore di livello internazionale, il professore Amedeo Balbi. Allora, lei parla di neutrino energetico, giusto? Esattamente. Ma intanto cos'è il neutrino, e poi magari spieghiamo perché è energetico, così chi si sta seguendo da casa comprende meglio. Sì, allora il neutrino appunto è una delle particelle al momento più misteriose e che viene ricercato, la sua natura viene cercata di spiegare da tantissimi tipi di esperimenti. Sappiamo qualcosa chiaramente di questa particella, è una particella molto leggera, dotata di massa, ma non si sa qual è la massa di questa particella, ed è di carica neutra, come dice appunto il suo stesso nome, e il fatto di essere di carica neutra e di interagire molto debolmente con la materia che lo circonda rende molto difficile la sua rivelazione. Per questo motivo ci sono esperimenti come KM3Net di grandissime dimensioni, perché c'è bisogno di avere una quantità enorme di materiale per sperare di vedere un'interazione del neutrino con, in questo caso, l'acqua. Ci sono anche tantissime altre ricerche che si fanno per capire la natura del neutrino, per esempio sul processo di doppio decadimento beta senza neutrini, che è un processo di decadimento naturale che avviene nella natura, ma anch'esso molto molto raro. Quindi anche in questo caso sono stati costruiti degli esperimenti di grandissime dimensioni per andare a rivelare questa particella e cercare di capirne meglio la sua natura. Allora, voi aprite le porte e cercate di fare
diventare normali, no? Questi argomenti che sembrano lontani, che sembrano difficili da capire. Poi nella nostra vita quotidiana il neutrino che tipo di impatto può avere? Ed è questo appunto che cerchiamo di spiegare, diciamo, di illustrare durante perché la ricerca, che può sembrare di base, ha sempre delle ricadute, anche se non immediate, potrebbe averle nel futuro, nel prossimo futuro. Noi per esempio facciamo vedere che grazie alle nostre ricerche abbiamo tantissimi filoni di fisica, si chiama applicata, che riescono a ridurre la durata delle scorie radioattive che vengono emesse per esempio negli ospedali, o abbiamo tantissimi altri campi di applicazione nei beni culturali o addirittura nella fisica medica. Abbiamo un progetto che si chiama Katana, che riesce a curare i tumori utilizzando le particelle cariche in maniera non invasiva, non dolorosa per il paziente e risolutiva. Totalmente risolviva. Insomma, quindi le applicazioni sono molteplici e quasi a 360 gradi, possiamo dire. Un mondo, non dico inesplorato, ma che però ha tanto, ci deve dare tanto ancora. Sì, si parte sempre dalla conoscenza, l'uomo è sempre spinto sin dall'origine a capire quello che lo circonda, capire tutti i fenomeni, e poi chiaramente quando si è compreso come funziona un fenomeno della natura si cerca anche di sfruttarlo per migliorare la salute, la tecnologia. Ci sono tantissime applicazioni tecnologiche delle cose che studiamo noi. Allora, cosa in fisica. fate voi in estrema sintesi per... abbiamo detto ci sono delle attività ludiche, si coinvolgono i ragazzi, i bambini, anche quelli più piccolini. Sì. Possiamo dire che cosa offrirete, a parte quello che è poi il momento puramente scientifico, però per catturare l'attenzione di tutti noi, persone normali, che non siamo, diciamo, avvezzi a questo tipo di approfondimenti. È esattamente questo lo scopo della giornata, che inizierà oggi pomeriggio alle 3 con l'apertura dei nostri stand, quindi non soltanto di fisica, diciamo, dei nostri progetti di punta, ma anche la collaborazione con tantissime associazioni. Abbiamo la sponsorizzazione da parte di Etna Comics, che verrà con dei disegnatori per appunto disegnare la fisica, ma anche accontentare, diciamo, i ragazzi. Poi abbiamo collaborazione con il Lions Club Rivenia dello Ionio, che offrirà un premio per la divulgazione scientifica, la Fondazione Angelo D'Arrigo, il Ludum Science Center, e poi tutti gli eventi che avverranno nel parco, a partire dalla presentazione dell'evento del neutrino, ma anche la fisica di Spider-Man. Perché può esistere uno Spider-Man in Italia, siamo nel mondo, e quindi facciamo i calcoli per vedere se quello che vediamo nei film è realistico oppure no. Quindi insomma, la fisica applicata un po' a questo mondo. Accattivante, no? Allettante anche per certi aspetti, ma non mancheranno neanche gli spettacoli dal vivo, mi pare di capire, ci saranno dei momenti, diciamo, di musica. Sì, la serata appunto terminerà sul palco con 2 concerti dei Parim Pam Pum, che sono appunto una band che praticamente attraverso le canzoni dei cartoni animati va appunto a intrattenere, e poi abbiamo una band nostrana proprio di colleghi dei laboratori che appunto hanno formato questa band che si chiama Radioactive, che insomma, ci allieta in tanti eventi dei laboratori. Devo dire sono anche molto bravi, e quando musica rock di vario genere, quindi la serata finirà, diciamo, con intrattenimento musicale. Per tutti i gusti, diciamo così, per tutti i gusti. E un'ultima curiosità, quanti siete i ricercatori qui nella sede di Catania? Questo tocca un tasto dolente, perché i ricercatori e i tecnologi che sono a tempo indeterminato ai laboratori sono un poco più di 100, 150 circa, ma abbiamo tantissimi precari purtroppo, studenti, assegnisti, dottorandi, che ovviamente con la grande sinergia che abbiamo con il Dipartimento di Fisica di Catania vengono da noi per studiare, per formarsi, e con la speranza di poter rimanere a fare la loro ricerca tra le nostre mura. Diciamo. E allora noi ci auguriamo che questi giovani, intanto studenti, altri magari forse meno giovani, che da anni collaborano, possano trovare la loro dimensione, possano trovare finalmente la loro giusta collocazione nel mondo del lavoro e della ricerca scientifica, perché la ricerca scientifica, abbiamo sentito prima, ci accompagna davvero in tutti i campi e in tutti i momenti della nostra vita. L'appuntamento, lo ricordiamo, è oggi alle 15 e siamo praticamente all'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Laboratorio Nazionale del Sud.
siamo vicino alla circonvallazione, un po' sopra la circonvallazione, via Santa Sofia, diciamo così, e là ci sarà la possibilità di poter stare insieme a voi e scoprire veramente quello che fate, ma ci sarà anche tanto per cui divertirsi, tanto divertimento. Grazie e buon lavoro. Grazie a voi. Dottoressa Diana Carbone e anche alla dottore Luca Guardi, sono ricercatori dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e Laboratori del Sud. Grazie, ci fermiamo, breve sosta e poi torniamo insieme. Adesso c'è un collegamento pronto, andiamo al Librino, fra pochissimo. Eccoci, siamo di nuovo insieme a Buongiorno Sicilia. Ho anticipato che saremmo stati a Librino e allora andiamo a Librino, dove per noi c'è Edoardo Sergi. Assieme a lui ci sarà anche Antonio Presti, mecenate d'arte e altri anche artisti insieme a lui, perché stamattina c'è un momento importante, fra pochissimo, 3 nuove opere per Magma di Librino. Buongiorno Edoardo e ben trovato anche ad Antonio Presti. Non sentiamo in questo momento, chiedo scusa, non abbiamo in questo momento il collegamento audio con... sì, adesso li sentiamo, adesso sì. Mi sentite? Sì, sì. Mi dai conferma Angelo che mi sentite? Sì, sì, ti sentiamo, ti sentiamo. Ok, allora siamo con Antonio Presti, appunto dicevamo che è a capofila della Fondazione della Fiumara d'Arte. Sì, con Antonio appunto che è a capofila della Fondazione di Fiumara d'Arte. Oggi si inaugura alle 9:30 con tutti questi ragazzi, queste bellissime opere, le grandi madri. Insomma Antonio, tu sei sempre al centro per Librino con tutte le tue iniziative. Una visione di bellezza che oggi grazie all'arte restituisce cuore, abbraccio, unità, dignità. Un'installazione monumentale di 3 grandi artisti, Lynn Johnson, le grandi madri, che oggi prendono la luce dopo tanti anni di sacrifici che abbiamo fatto nei laboratori con le mamme. Poi i Cavalli Eretici di Librino, un'opera di Monica Bulai, sono qui presenti gli artisti, e Paolo Bini, la installazione monumentale Cromatismo emozionale. Oggi mi sento di poter consegnare al futuro, e spero anche con la Regione Siciliana, che abbiamo fatto un accordo per la Fiumara d'Arte, che è il grande parco di scultura che c'è nella provincia di Messina. Mi farebbe piacere lasciare anche questo museo alla gestione del futuro, alla valorizzazione, all'integrazione di altre opere, perché qui la gente ha risposto col cuore. Io da 20 anni che ho seminato, ma è stato un museo che nasce dalla coscienza, dalla base, dalla condivisione corale con una comunità che trova come senso di bene comune la bellezza, l'arte. È un miracolo, però siamo tutti felici. La mia felicità è quella di consegnare tutto questo al futuro e quindi spero adesso la triennale della contemporaneità restituisce il processo artistico ogni 3 anni e il museo regionale con l'assessorato ai beni culturali, con tutti gli assessorati preposti, insieme con l'amministrazione comunale di Catania, si fa un accordo quadro perché Librino è uno dei più grandi musei a cielo aperto d'arte contemporanea e quindi riacquista una sua centralità, una sua dignità e soprattutto una condivisione con tutti gli abitanti. Lo dico da sempre, quando parliamo delle periferie non dobbiamo dimenticare le persone che abitano nelle periferie, i cittadini, e bisogna rispettare queste persone, non bisogna recuperarle. E il rispetto che l'arte porta è quello di innestare una coscienza rinnovata, rigenerata, e questo è il potere della conoscenza che in questo momento della nostra contemporaneità è un po' ottusa dalla dittatura dell'ignoranza. Librino risponde con la legalità, con la bellezza, con la coralità e oggi questa grande festa delle mamme, i grandi Cavalli Eretici di Monica Bulai, l'installazione Cromatismo emozionale di Paolo Bini sono sicuramente un altro tassello di altre opere che a settembre continuerò e fino a quando io ce la faccio sono presente. Il futuro va consegnato al rispetto. Il futuro è importante e noi sentiamo quelli che sono anche gli artisti che hanno contribuito a realizzare queste bellissime opere. Partiamo da te Paolo. Allora, la tua è una chiaramente mostra importante a Librino, questi progetti fanno bene alla comunità.
Certo, fanno bene, fanno benissimo alla comunità, alle persone, per la natura con la quale i lavori degli artisti che nascono qui sono, come dire, rispondono al site specific, quindi alla territorialità, a essere radicati nel territorio, ma non solo dal punto di vista del carattere estetico dell'opera, ma anche della struttura sociale, relazionale dell'opera d'arte, che è capace di stringere una relazione. Quindi non sono delle opere messe qui e fini a se stesse, l'arte diventa una sorta di mezzo, uno strumento di comunicazione ulteriore per cui lo spettatore non si trova solo passivamente davanti a un'opera d'arte e il massimo che può succedergli è emozionarsi. Sicuramente si emoziona dinanzi all'arte, al lavoro degli artisti, ma diventa anche una parte importante, partecipa all'opera d'arte e esso stesso diventa l'opera d'arte. Quindi queste opere mi danno quasi l'impressione non di essere collocate e basta, ma di abitare lo spazio, comunicano con i luoghi e ritengo che questo è un connubio di arte e vita nella relazione tra, come dire, la creazione artistica e l'uomo e anche la natura e anche il contesto urbano, a mio modo di vedere, straordinariamente profondo e radicato alla natura di questo spazio. Allora, ti ringraziamo Paolo per le belle parole. Io passerei ora da Liam Johnson. Liam, it's the first time that you ever go in Librino? Oh no, I've been here several times, so this is the third time, but a great time of celebration. So it was very exciting to see the ladies on the wall. Yeah. This project is important because the people of Librino, the children of Librino, stay in the center and participate. It's the first time that you realize a project like this. A project like this, yes. To see the images be so monumental and to see the women of Librino celebrated like this, I think it's probably the first time in history. Right. So honored to be a part of that, for sure. Thanks. Abbiamo chiesto ovviamente se è la prima volta che è stata a Librino e se è la prima volta che ha realizzato un progetto del genere. Ci ha detto che è proprio così, che le persone di Librino sono al centro del progetto e che quindi è un onore per lei essere qua. Insomma, una fotografa famosissima perché ha collaborato con vari magazine come il National Geographic, Life. Thank you so much. Ora partiamo con, Monica Bulai. Monica, tu parli italiano perché sei naturalizzata italiano, anche la tua, diciamo, importanza in questa giornata, la tua presenza è molto importante in questa giornata con le tue opere. Anche tu, diciamo, sei una fotografa e hai fatto grandi cose per Librino grazie a questo progetto di Antonio Presti al Magma. Innanzitutto sono molto grata a Antonio Presti e alla sua visione, a tutto quello che fa per questo quartiere e per questa comunità. La scelta della bellezza e della legalità in confronto al male che viene, diciamo, fatto qui ai cavalli è stata una scelta deliberata, molto profonda, una specie di sublimazione, anzi esorcismo del male con la meraviglia della cura. Ho scelto di lavorare sui bambini molto perché ho visto questa incredibile dedizione al lavoro, costanza, disciplina, tutto questo che fa crescere i bambini nel miracolo dell'incontro con il tocco del cavallo, lo sfiorare della criniera, il galoppo ovviamente anche, però nella cura, soprattutto nella cura trovo il segreto e la bellezza. Ottimo, grazie Monica. Io allora riconvolgerei Antonio. Antonio, vabbè, ora arriva Antonio perché Antonio, eccoci, perché diciamo sono due giornate importanti. Anche domani, grazie a Fiumara d'Arte, diciamo, farete vedere gratuitamente, avrete possibilità con i ragazzi di, diciamo, illustrare queste bellissime opere. Sì. Domani, stasera dalle 5 dalle 17 alle 19 e anche domani pomeriggio le nostre guide del museo accompagneranno i cittadini, gli ospiti che vogliono venire e quindi vi aspettiamo nel pomeriggio a Librino per condividere anche questo senso di unità. Non c'è un centro e una periferia. Oggi Librino ha riacquisito una sua centralità grazie all'arte. Un grande museo a cielo aperto non esiste, a Librino c'è. E questo valore aggiunto, che è importante, trova nelle coscienze delle persone il senso. Di questo io sono felice e ringrazio tutti quanti, le mamme, le scuole, le associazioni, i miei collaboratori, gli artisti. Ecco, abbiamo lavorato tanto, è soltanto l'inizio, ecco, di un percorso che ogni 2 o 3 mesi innesterà la visione della bellezza, perché quando la pianta è ammalata non si cura, si innesta.
Ecco, venire oggi al Librino si vede che l'innesto c'è. Edoardo? C'è una visione rinnovata, passando da questi muri, dalla Porta della Bellezza, oggi da queste grandi installazioni monumentali, dall'aver dipinto tutto il Librino di blu e la notte anche le opere di luce. È un complesso artistico-culturale che restituisce la visione. Grazie. La visione di un innesto di futuro che solo l'arte, la cultura, non dimentichiamolo, ha il potere di poter innestare. Oggi più che mai in una società dell'ego, ecco, il Librino risponde con l'abbraccio del noi. Una bella festa delle mamme, delle donne, della sacralità, dei cavalli eretici, legali, insomma, Librino e bellezza. Grazie, bellezza grazie. Da più di 20 anni, grazie ad Antonio Pressi. Grazie. Angelo, a te. Grazie Edoardo, ci dobbiamo fermare, ci sono le pillole di Almanacco, torniamo subito dopo. Oggi si celebra la giornata dell'Europa che si svolge ogni anno il 9 maggio e celebra la pace e l'unità in Europa. La data segna l'anniversario della storica dichiarazione in cui l'allora ministro degli esteri francese Robert Schuman espose l'idea di una nuova forma di collaborazione politica in Europa che avrebbe reso impensabile la guerra tra le nazioni europee. La proposta di Schuman è considerata l'atto di nascita di quella che oggi è l'Unione Europea. Circa 3,7 miliardi di anni fa, Marte ospitava un'atmosfera molto più densa rispetto a quella attuale, con laghi e oceani che ricoprivano parte della sua superficie. Nel corso del tempo gran parte dell'atmosfera si è dispersa nello spazio e la pressione è diventata talmente bassa da non permettere la presenza stabile di acqua liquida, con conseguenze significative per la vita dei microbi. Nonostante ciò, i ricercatori dell'INGV, cioè dell'Istituto Nazionale di Geofisica e vulcanologia, hanno scoperto che in condizioni particolari l'acqua potrebbe ancora esistere in forma liquida, anche se solo per brevi periodi. Questo fenomeno potrebbe sicuramente avere ripercussioni sulle missioni spaziali. Siamo a venerdì, allora è il momento di conoscere cosa ci riserva il fine settimana, le stelle cosa ci riservano. Buongiorno a Marco Amato. Buongiorno Angelo e buongiorno Sicilia. Dunque, vi narro velocemente di un weekend decisamente molto particolare, proprio perché da lunedì in poi la luna sarà piena in Scorpione, sarà una luna molto magica e intensa, ma ve ne narrerò lunedì. Cosa accade allora? Luna in Bilancia per quasi tutto il weekend, una luna di accumulo che si preparerà a diventare piena. Questa luna in Bilancia tenterà di fare pace, di mediare con un Marte in Leone e di proporre una certa dolcezza, una certa armonia, anche se appunto con la posizione di Venere in Ariete non sempre sarà semplice. Dunque, gli Ariete assolutamente guadagnano una posizione di forte tensione passionale ed intensa. In amore finalmente è arrivata la svolta, godetevela. Toro, questo weekend per voi è un weekend celebrativo fatto di tanti traguardi, di tante conquiste, per cui le stelle vi suggeriscono di rivedere bene tutta una serie di percorsi e di dirvi anche bravi per come e quanto avete resistito. Gemelli, la vostra comunicativa con questa luna in Bilancia viene saltata, luna d'aria per voi, armonico e decisamente fatto di ottime relazioni sociali, ottimo anche l'amore. Cancro, questa luna vi pone dei quesiti molto importanti, vi fa andare un po' in crisi con i vostri affetti, vi farà fare le domande giuste, ascoltatevi e ascoltate anche chi vi vede dall'esterno. Leone, una luna oggi decisamente molto comunicativa che vi accompagnerà in questo weekend e che vi farà deviare i pensieri su qualcosa di sociale e socievole, mentre siete stati tutto il tempo della settimana avvolti un po' da un certo contrasto lavorativo. Vergine, una luna oggi che parla di rassicurazione, un weekend che vi farà finalmente staccare, proprio voi che siete sempre sul pezzo, proprio voi che siete sempre un po' logorroici nel processare i pensieri, quindi liberatevi. Bilancia, protagonisti di questo weekend in cui deciderete di lasciare andare i pensieri e soprattutto di occuparvi dell'amore e della relazione un po' trascurata, perché le tensioni lavorative
vi hanno molto ambito. Scorpione è una luna che si prepara a entrare nei vostri gradi, sarà una luna magica, sarà la luna dei fiori quando domenica arriverà nel vostro segno zodiacale, una luna che vi permette di rinascere magicamente. Sagittario, la luna è assolutamente confacente a tutto quello che riguarda il gruppo, la squadra e soprattutto l'appoggio che potete avere dai vostri affetti, una luna che vi fa ritrovare anche un amico. Capricorno, una luna che pone anche a voi dei quesiti molto importanti, una luna di quadratura come per i Cancro, quindi una luna che vi farà valutare se la direzione è quella giusta oppure no. Un po' di problematiche nella relazione affettiva. Acquario, luna di Trigono per voi, una luna ambiziosa che vi farà ricalibrare anche le vostre voglie e i vostri obiettivi. È una luna questo weekend che vi permette di brillare in società e nell'amore. Pesci, una luna che vi abbandona un po', ma non ne siete affatto dispiaciuti proprio perché volete un po' di relax, una settimana un po' troppo agitata e questo fine settimana vi restituirete la calma che meritate. E detto questo, buon fine settimana a tutta la Sicilia. Ciao Angelo. Grazie Marco, a lunedì. Adesso noi vediamo gli appuntamenti del fine settimana nella nostra Sicilia. Gli appuntamenti, adesso andiamo da Emanuela. Emanuela, allora. Sì, oggi diciamo che la nostra rassegna stampa era tutta incentrata sul nuovo Papa, su Leone XIV. Allora vediamo qualche titolo che oggi è stato scelto dai quotidiani. Tanti hanno usato anche la stessa apertura. Per esempio il Resto del Carlino, un Papa per la pace, scrive. Stesso titolo del secolo XIX. E ancora Il Fatto Quotidiano, un leone invece scrive per la pace. Sì, magari non riusciamo in questo momento forse a vederli fuori i titoli dei quotidiani. Chiedo, eccola qua, adesso rivediamo qualche cosa di nuovo. E poi ecco, la domanda è naturalmente ancora non lo conosciamo, il nuovo Papa sarà un altro Bergoglio, scrive La Verità, risponde Libero, non è Francesco. Quindi... dire che... Benissimo, grazie. A te. Ci fermiamo qui per stamattina con Buongiorno Sicilia, grazie, noi ci ritroviamo lunedì, l'augurio a tutti voi di un felice fine settimana.